Il refrain è sempre lo stesso, ma questa volta il presidente del Veneto Luca Zaia fatica a non esprimersi politicamente. Le risposte, anche se molto compassate, lasciano spazio ad una valutazione precisa. Questo è ciò che pensa della candidatura di Flavio Tosi a premier del centrodestra. Il giudizio positivo poi sarà il partito a definire le modalità. In ogni caso io penso che la vera partita sia una partita che si giocherà tra qualche mese. Per quel che mi riguarda ho talmente tante attività delle quali occuparmi che penso che i veneti hanno votato un governatore a tempo pieno e lo debbono avere fino all'ultimo giorno. Disoccupazione, sociale e sanità sono le nostre strategie. Più duro con Umberto Bossi, che si è scagliato senza mezzi termini contro il sindaco di Verona. Io penso che se tutti stessimo un po' più zitti forse avremmo meno casini. Penso che i cittadini che ci guardano da fuori ci guardano per avere risposta alle loro domande. Premiano l'azione amministrativa e l'azione della Regione è premiata proprio per questo. I dibattiti dei partiti mi lasciano sempre più esterrefatto, ma soprattutto anche mi allontanano sempre di più, visto e considerato che poi molto spesso, nella quasi totalità dei casi, non sono produttivi. Zaia ne ha anche per il governo Letta. Ci vorrebbe la sfera della verità, a onor del vero, non glielo so dire. Penso anche però che i segnali che arrivano sono segnali di un governo che è totalmente fermo. I segnali che arrivano sono segnali che sono da parte di un governo che è totalmente fermo, che non ha avuto il coraggio di fare le cose basilari, ad esempio quella di applicare i costi standard, il che avrebbe liberato 30 miliardi di euro che potremmo aver messo a disposizione ad esempio per il rilancio dell'economia e per l'occupazione. E a Don Albino Bizzotto, che fa lo sciopero della fame contro le grandi opere in Veneto, manda a dire: Noi abbiamo fatto una legge blocca Capannoni qualche anno fa che equivale a dare una prima risposta. Ha ragione rispetto al tema che solleva, che è un tema importante, un tema peraltro che anch'io ho sollevato, che è quello che non possiamo più consumare territorio. C'è un bel esempio a Villorba, dove molti capannoni sono chiusi nella grande zona industriale di Villorba. Il pensare di fare un trasferimento di tutta questa cubatura a costi zero e lì magari farci un parco per i bambini sarebbe un grande segnale.